Buongiorno, siamo qui di nuovo per una puntata di La salute è di casa. Io sono Camilla, istruttrice WISP, e adesso iniziamo la nostra ginnastica dolce per la grande età. Partiamo in posizione seduta. Una seduta però attiva, quindi stacchiamo la schiena dallo schienale e ci portiamo con gli ischi che toccano bene la sedia. Dobbiamo sentire che il nostro addome si attiva e aprire bene le spalle. Appoggiamo le mani sulle cosce e allarghiamo i piedi all'altezza delle spalle. Cerchiamo di tenere le ginocchia separate. Se cedono, le riportiamo in asse. Guardiamo avanti e iniziamo a respirare. Inspiriamo e buttiamo fuori l'aria. Inspiro e fuori l'aria. Nel frattempo correggo sempre di più la mia postura. Le spalle aperte, la testa leggermente indietro. Inspiro e fuori l'aria. L'addome si attiva e inizia a sostenermi. Inspiro e fuori l'aria. In questo modo vado a equilibrare tutti i carichi sulla colonna senza sovraccaricarla. Inspiro e fuori l'aria. Adesso andiamo a riscaldare tutte le nostre articolazioni. Partiamo dalla testa. Andiamo a portare avanti il mento e indietreggiare come a fare il doppio mento. Avanti e indietro. Avanti e indietro. Senza abbassare la testa, senza guardare in alto, guardo avanti un punto fisso. Avanti e indietreggio. Quando indietreggio, sento che mi sto allineando correttamente con l'asse, con la schiena. Avanti e indietro. Adesso da questa posizione facciamo delle rotazioni della testa. Iniziamo a guardare verso destra e lentamente ci riportiamo al centro. Cambio lato, verso sinistra lentamente e torno al centro. Iniziamo sempre facendo dei movimenti lenti. Guardo da un lato e torno al centro e poi cambio. Cerchiamo di assecondare la nostra flessibilità senza sforzare il collo. Torno al centro e cambio lato. Ancora torno al centro e cambio lato. Adesso eseguiamo delle rotazioni del capo. Iniziamo flettendo la testa, guardando su, mi giro dall'altro lato e poi guardo giù a terra. Continuiamo sempre dallo stesso lato. Guardo da un lato, guardo su e poi giù a terra. Lo facciamo molto lentamente. Quando guardo giù a terra,
cerchiamo di fare come prima il doppio mento, quindi di portare bene indietro il mento. Ancora, ruoto il capo. Adesso cambio giro, cambio verso, da un lato, poi su, cambio lato e ancora giù, sempre facendo il doppio mento. Se vi sentite stanchi, vi appoggiate con la schiena sullo schienale. Bene, adesso scendiamo, andiamo a livello delle spalle, guardiamo avanti, portiamo le mani sulle spalle e andiamo a sollevare le spalle verso le orecchie e poi a allontanarle giù. Le portiamo verso le orecchie e poi ancora giù. Sollevo e giù. Sollevo e giù. Sollevo e giù. Sollevo e giù. Ancora e giù. Adesso avviciniamo i gomiti avanti come a chiudere le spalle e poi apriamo bene le spalle e allontaniamo i gomiti. Ancora verso il centro chiudo e poi apro. Chiudo e poi riapro. Chiudo e poi riapro. Adesso continuiamo a fare questo movimento di chiusura e di apertura delle spalle, aggiungendo anche il movimento delle braccia che poi vanno distese. Distendo le braccia avanti e poi apro. Inspiro, prendo aria e poi chiudo fuori l'aria. Inspiro, prendo aria e fuori l'aria chiudo. Ancora inspiro e fuori l'aria. Bene, adesso riporto le mani sulle spalle e facciamo delle circonduzioni. Portiamo avanti i gomiti, poi su, poi dietro. Andiamo in questo verso, quindi aprendo le spalle, porto avanti i gomiti, poi su, laterali e giù, avanti, fuori, giù, avanti, fuori e giù. Facciamo bene ampi questi movimenti che fanno molto bene per le nostre articolazioni, perché vanno a oliare bene le articolazioni. Avanti, fuori e giù. Avanti, fuori e giù. Bene, rilassiamo le braccia. Adesso ci spostiamo lateralmente da un lato, flettiamo il busto col braccio lungo verso terra. Rimaniamo 3 secondi e poi torniamo al centro. Lentamente cambiamo lato. Il braccio cade rilassato verso terra. Torno al centro e cambio lato. Cerchiamo di muovere solo il busto, senza ruotarlo,
solamente fletterlo da un lato all'altro. Torno su e cambio lato. Adesso ci mettiamo sempre in posizione seduta attiva, quindi se mi sono lasciato andare mi rimetto in posizione attiva e andiamo a portare le braccia a vassoio, come se dovessi tenere un vassoio. Teniamo i gomiti stretti vicino al busto, in modo da aprire bene le spalle. Molto bene. E mettiamo gli avambracci a 90 gradi, proprio come se dovessi tenere un come i camerieri. Adesso ruotiamo i polsi e portiamo le braccia lunghe avanti, flettendo anche il collo e la testa. In questo modo mi fermo qui e poi ritorno con le braccia a vassoio, gomiti vicino al busto, spalle aperte, palmi rivolti verso l'alto. Proviamo di nuovo a eseguire questo semplice movimento. Portiamo avanti le braccia, fletto la testa, porto il mento vicino al petto e torno ruotando sempre i polsi e portando i gomiti vicino bene al busto. Ancora lo eseguiamo lentamente, allungo bene, mi allungo, cerco di toccare un punto lontano con le dita, flettendo anche la testa e torno. Adesso porto le braccia avanti, fletto la testa e torno. Uniamo anche la respirazione. Adesso inspiro, poi butto fuori l'aria, espiro, mi allungo, fletto il capo, il mento vicino al petto. Ancora inspiro e butto fuori l'aria, schiacciando bene dietro la schiena, avvicinando bene i gomiti al petto, al busto. Ancora inspiro e fuori l'aria, mi allungo bene, cerco di raggiungere con le dita un punto lontano e torno, inspiro, avvicino i gomiti e fuori l'aria. Ancora una volta, mi allungo bene, cerco di raggiungere con le dita un punto lontano, inspiro, torno e fuori l'aria, mi raddrizzo. Molto bene. Adesso ci alziamo e andiamo a continuare il nostro riscaldamento. Ci mettiamo da un lato della sedia, così siamo più sicuri, e andiamo a riscaldare anche il bacino. Iniziamo spostando il peso del corpo da un lato all'altro, in questo modo. Bene, a destra e a sinistra. Sposto il peso del corpo da un lato all'altro. Cerchiamo di spostare proprio il bacino. La schiena rimane ferma, sposto il bacino da un lato all'altro. Cipollotti verdi. Il cipollotto fa parte degli ortaggi della famiglia dell'allium, tra cui anche l'aglio, e con essi condivide le proprietà nutrizionali e benefiche. I cipollotti sono presenti tutto l'anno, coltivati in serre, ma la stagione naturale per trovarli freschi è l'inizio della primavera.
Del cipollotto si consumano sia le foglie, più ricche di vitamine, che il piccolo bulbo, privato della barba, ricco di minerali ed enzimi. Le proprietà benefiche dei cipollotti sono numerose, sono diuretici, agiscono come decongestionanti ed emolienti, sono depurativi, costituiscono un utile antibatterico naturale delle vie urinarie. Hanno effetti sui livelli di glicemia nel sangue, sono adatti a chi soffre di iperglicemia e ai diabetici. Sono utili per la salute del cuore e del sistema circolatorio, stimolano il buon umore. Il cipollotto infatti contiene folati, in grado, tra le altre cose, di ridurre lo stress, migliorare la qualità del sonno e agire da naturale antidepressivo. Molto bene. Adesso uniamo anche il movimento di rotazione. Quindi mi porto da un lato, porto il bacino avanti, poi dall'altro e indietro. Eseguiamo queste rotazioni del bacino, cerchiamo un movimento fluido. Iniziamo con dei piccoli giri, senza esagerare. Bene, fuori, avanti e dietro. E andiamo piano piano, se posso, ad aumentare l'ampiezza del movimento. Dove sento che ho più fastidio, rallento. Adesso partiamo sempre dal centro e cambiamo giro. Mi porto da un lato, avanti, dall'altro lato e dietro. Inizio con dei piccoli giri e piano piano mobilizzo un po' di più il bacino. Bene. Adesso appoggiamo una mano sullo schienale, sulla sedia e solleviamo un piede e puntiamo la punta del piede a terra. Riscaldiamo anche la caviglia e il piede dove tutto il peso va. Quando camminiamo, quando siamo in piedi, facciamo delle circonduzioni belle, ampie. Cerchiamo di toccare tutti i punti di questo cerchio, di questa circonduzione. Lentamente tocco tutti i punti. Dove sento che faccio più fatica, dolcemente faccio il movimento. Cerchiamo di fare dei movimenti ampi. Bene. Adesso cambio piede. Punto il piede a terra. Eseguo delle circonduzioni. Manteniamo anche qui la postura, quindi schiena dritta, sguardo avanti. Mi appoggio sullo schienale se sono un po' instabile. Cerchiamo adesso di cambiare giro. Cambio verso, eseguendo sempre queste circonduzioni della caviglia.
Bene. Adesso ci portiamo dietro lo schienale della sedia e continuiamo a mobilizzare la caviglia e ad attivare anche i polpacci. Andiamo su in punta di piedi e torno giù. Appoggio bene il piede a terra e poi torno su. Attiviamo i polpacci che fanno anche da pompa proprio per il nostro sistema linfatico e venoso. Andiamo su. Rimaniamo in equilibrio e torno giù. Quando andiamo su, adesso cerchiamo di rimanere anche 1-2 secondi e andare giù. Cerchiamo di andare giù lentamente, controllati, senza cadere. Movimenti controllati. Ancora su. Adesso andiamo su in punta di piedi, poi torniamo giù e poi alziamo le punte dei piedi, quindi andiamo sui talloni e continuiamo questo movimento di dondolio spostando il peso sulle punte e sui talloni. Cerco di appoggiare tutta la pianta del piede a terra e spostare il peso sulle punte e sui talloni. Bene, adesso portiamo le mani sui fianchi e andiamo a spostare il peso del nostro corpo da un lato e dall'altro, facendo anche un po' di forza sulle gambe. Quindi apriamo lateralmente, flettiamo la gamba laterale e poi torniamo al centro. Cerchiamo di fare questo esercizio pensando sia all'equilibrio sia alla forza. Cerchiamo di appoggiare bene il peso sulla gamba e sul piede, di essere stabili e poi tornare indietro. Bene, appoggio bene il piede e torno indietro, sempre dallo stesso lato. Molto bene, la schiena rimane dritta, lo sguardo avanti. Adesso sciogliamo un attimo le gambe e poi cambiamo lato. Ci spostiamo da un lato, spostiamo il peso da un lato e poi torniamo indietro. Pronti? Via. Bene, appoggio bene il piede, fletto e torno su. Appoggio bene il piede e torno su. Sposto il peso da un lato e torno al centro. Molto bene. Adesso proviamo a fare lo stesso movimento portandoci però in avanti, quindi ci mettiamo di lato alla sedia e proviamo a sollevare il piede e a portare la gamba in avanti. Bene, spostiamo il peso in avanti e torniamo indietro. Anche in questo movimento cerchiamo di appoggiare bene la pianta del piede e torno. Appoggio, mi sento sicuro
tocco bene col tallone a terra e torno, sempre con la stessa gamba. Avanzo, appoggio bene il piede a terra, mi piego e torno su. Ancora, appoggio bene il piede a terra e torno su. Adesso cambiamo gamba, cambiamo piede, sollevo il piede, avanzo e torno indietro, sollevo, avanzo e torno indietro, sposto il peso del corpo in avanti e torno indietro. Cerchiamo di appoggiare bene il piede, di sentirci sicuri e poi torniamo indietro ancora. Il peso si sposta, il peso del mio corpo si sposta sulla gamba che avanza. Ancora, cerco di appoggiare bene tutta la pianta del piede a terra e torno. Ancora. E torno. Bene, adesso ci sediamo. Adesso lavoriamo un attimo sul busto e sulle braccia. Iniziamo portando le braccia lungo il corpo, distese, le portiamo poi fuori e poi ancora lungo il corpo. Solleviamo le braccia, le manteniamo all'altezza delle spalle e poi ancora giù. Ancora e giù. Ancora e giù. Nel sollevare le braccia teniamo le spalle sempre lontano dalle orecchie, quindi basse, e giù. Ancora, sollevo e giù. Adesso portiamo le braccia, le solleviamo in avanti, sempre all'altezza delle spalle, e poi ancora giù. Ancora e giù. Ancora e giù. Cerchiamo di fare questo movimento sempre seduti, attivi, con la schiena separata dallo schienale. Adesso alterniamo, andiamo con le braccia fuori e giù, avanti e giù, fuori e giù, avanti e giù, ancora fuori e giù, avanti e giù. Adesso proviamo a fare tutti i movimenti insieme, quindi fuori, avanti e andiamo su, poi ancora fuori e giù. Ripetiamo, fuori, avanti, su, fuori e giù. Bene, manteniamo sempre le spalle distanti dalle orecchie, ancora fuori, avanti, su, fuori e giù, fuori, avanti, su, fuori e giù. Adesso invece portiamo le braccia in avanti, poi in alto, poi fuori e giù, come a fare delle circonduzioni, avanti, su, fuori e giù. Cerchiamo sempre però di tenere le spalle lontano dalle orecchie, anche quando ho le braccia su. Quando ho le braccia su,
cerchiamo sempre di tenere le spalle giù e fuori. Ancora 1, avanti, su, fuori e giù. Bene, adesso ci portiamo con le mani vicini al petto e andiamo a fare delle rotazioni del busto. Andiamo a guardare da un lato, a ruotare il busto e portare il gomito dietro vicino alla sedia, vicino allo schienale. Cipollotti verdi. Il cipollotto fa parte degli ortaggi della famiglia dell'Allium, tra cui anche l'aglio, e con essi condivide le proprietà nutrizionali e benefiche. I cipollotti sono presenti tutto l'anno, coltivati in serre, ma la stagione naturale per trovarli freschi è l'inizio della primavera. Del cipollotto si consumano sia le foglie, più ricche di vitamine, che il piccolo bulbo, privato della barba, ricco di minerali ed enzimi. Le proprietà benefiche dei cipollotti sono numerose, sono diuretici, agiscono come decongestionanti ed emollienti, sono depurativi, costituiscono un utile antibatterico naturale delle vie urinarie. Hanno effetti sui livelli di glicemia nel sangue, sono adatti a chi soffre di iperglicemia e ai diabetici. Sono utili per la salute del cuore e del sistema circolatorio, stimolano il buon umore. Il cipollotto infatti contiene folati, in grado, tra le altre cose, di ridurre lo stress, migliorare la qualità del sonno e agire da naturale antidepressivo. E torniamo al centro. Adesso lentamente cambiamo lato. Ruotiamo lo sguardo. Portiamo il gomito sempre vicino allo schienale e lentamente torniamo al centro. Cerchiamo di fare questi movimenti sempre in seduta attiva. Cambiamo lato. Respiro. Mantengo sempre il respiro costante. Non rimaniamo in apnea e torno al centro. Ancora da un lato e torno al centro. Adesso proviamo a fare questo movimento, seguitemi con la respirazione. Inspiro, fuori l'aria, ruoto. Inspiro e torno al centro, fuori l'aria. Ancora. Inspiro, ruoto, fuori l'aria. Inspiro, ruoto, torno al centro e fuori l'aria. Bene, sciogliamo, uniamo le mani e andiamo a lavorare anche sull'articolazione del polso. Partiamo da queste piccole flessioni e estensioni del polso a destra e a sinistra. Bene, da un lato e dall'altro. E adesso portiamo i pollici, il pollice che era fuori lo portiamo dentro, quindi cambiamo un po' la presa. E andiamo sempre a eseguire queste flesse estensioni laterali. Ancora, il pollice che era fuori va dentro e cambio la presa. E ancora. Adesso uniamo il movimento di rotazione, quindi andiamo a ruotare bene i polsi, facciamo delle circonduzioni ampie e sentiamo dove insistere un po' di più.
Cerchiamo di rimanere fermi con il busto, quindi muoviamo solo i polsi. Adesso proviamo a cambiare lato. Cambiamo il verso del giro. E ancora insistiamo sui punti un po' più duri e cerchiamo di rendere il movimento sempre più morbido e sempre più fluido. Molto bene. Adesso appoggiamo le mani sulle cosce e andiamo a flettere entrambe, a portare entrambe le ginocchia da un lato, sollevando anche un po' la pianta dei piedi e andiamo a mobilizzare bene il bacino, le ginocchia e anche le caviglie. Cerchiamo di guardare sempre avanti e mantenere una seduta attiva, quindi con l'addome che mi sostiene e la schiena staccata dallo schienale. Torniamo al centro e flettiamo anche dall'altro lato. Senza sforzare, teniamo la posizione, sentiamo anche un leggero allungo sulla coscia. Guardo sempre al centro e mantengo il busto sollevato. Mi mantengo attivo. Torno al centro. Ancora, ci portiamo da un lato e mi mantengo sempre attivo. L'addome mi sostiene. Ancora torno al centro e cambio lato. Bene, adesso con una gamba ci portiamo laterali. Andiamo con la mano a fare una leggera pressione sul ginocchio, sulla gamba. Mentre con la gamba cerchiamo di fare resistenza alla mano, al braccio. Quindi premiamo sul ginocchio, facciamo una leggera pressione e con la gamba contrastiamo il movimento. Devo sentire che attivo il muscolo qua interno della coscia. Cerchiamo però di mantenere attivo sempre l'addome, quindi vi vedo che siete un po' rilassati. Se siamo un po' rilassati e ingobbiti, ci raddrizziamo con le spalle e mantenendo l'addome attivo. Bene, adesso cambiamo lato. Apriamo, portiamo il palmo della mano sul ginocchio, sulla coscia e facciamo una leggera resistenza col braccio. La gamba spinge verso l'interno. Proviamo tutti. L'addome è attivo, mi sostiene. Le spalle sono aperte. Mantengo questa posizione. E torno al centro. Bene. Adesso andiamo un po' più indietro con la seduta e andiamo a sollevare entrambe le gambe. Distendiamo bene le ginocchia e teniamo le punte dei piedi verso l'alto. Manteniamo questa posizione facendo forza sulle gambe, sulle cosce, ma anche sul nostro addome. Teniamo e rilasso.
Adesso lo rifacciamo. Cerchiamo però di, anche se siamo bene seduti indietro, di staccarci con la schiena sempre dallo schienale. Quindi se siamo rilassati appoggiati così, ci stacchiamo e solleviamo prima una e poi l'altra, entrambe le gambe con le ginocchia ben distese e le punte dei piedi verso l'alto. Manteniamo questa posizione. Sentiamo lavorare le cosce, ma anche proprio tutta la zona dell'addome che ci sostiene e sostiene il nostro corpo. Rimaniamo qualche secondo e rilasso. Adesso lo ripetiamo. Prima mi siedo correttamente, stacco la schiena, attivo l'addome, sento che l'addome è attivo e poi sollevo entrambe le gambe, ginocchia distese, mantengo la posizione. Punte dei piedi verso l'alto, ginocchia bene distese. Le spalle sono dritte. Se mi sento che mi sto incurvando, cerco di raddrizzarmi. Posso anche appoggiare le mani sulla sedia per sentirmi più sicuro e rimango in questa posizione. Adesso lascio. Bene. Massaggiamo la zona delle cosce facendo una pressione proprio con i palmi delle mani. Bene, adesso andiamo, ci solleviamo, ci stiamo in piedi e ci mettiamo qui di lato alla sedia. Adesso eseguiamo il movimento iniziale, lo eseguiamo anche in piedi, questo del vassoio. Ok, proviamo a rifarlo. Quindi portiamo i gomiti bene vicino al busto, bene attaccati al busto, e i palmi rivolti verso l'alto. Il gomito lo lasciamo piegato 90 gradi senza portare su le braccia, quindi qua, e allunghiamo le braccia ruotando i polsi, cercando di raggiungere un oggetto lontano lontano, flettiamo anche il capo verso il basso e poi torniamo sempre con le braccia a vassoio andando ad aprire le spalle. Bene, lo rifacciamo, ruoto i polsi, allungo le braccia verso l'alto. Allungo le dita e verso avanti, scusate, e fletto il capo. E poi torno. Quando torno, porto i gomiti vicino e apro le spalle. In questo modo andiamo ad avvicinare dietro le scapole e a mantenerci nella postura corretta. Ancora inspiro. Prendo aria e poi allungo, butto fuori l'aria, espiro, fletto la testa, guardo per terra. Ancora inspiro, ruoto i polsi, torno con le braccia flesse e poi fuori l'aria, avvicino bene i gomiti. Ancora, inspiro. Fuori l'aria, allungo le dita delle mani, fletto la testa e poi ancora torno indietro, porto i gomiti vicino al busto e fuori l'aria. Bene, adesso portiamo le mani sulle spalle e andiamo a fare, alziamo il braccio, distendiamo il braccio verso l'alto, prima uno e poi l'altro.
in questo modo. Distendiamo bene il braccio e cerchiamo con le dita delle mani di raggiungere un punto lontano, lontano verso il soffitto. Iniziamo partendo con i piedi bene a terra, appoggiati a terra. Allargo i piedi all'altezza delle spalle. Prima un braccio e poi l'altro. Adesso il punto lontano, la lampadina che è sul soffitto, si fa ancora più lontana, quindi mi sollevo anche in punta di piedi. Prima con un braccio e poi cambiando braccio. Attenzione, poco poco, mi sollevo poco poco. Cerchiamo di raggiungere un punto lontano. Manteniamo lo sguardo davanti. Sollevo piano piano le punte dei piedi, sollevo poco poco le punte dei piedi e torno. Ancora, guardo avanti sempre. Ok, adesso senza sollevare le punte dei piedi, continuo questo movimento di estensione delle braccia, allargando bene anche le dita delle mani. Cipollotti verdi. Il cipollotto fa parte degli ortaggi della famiglia dell'Allium, tra cui anche l'aglio, e con essi condivide le proprietà nutrizionali e benefiche. I cipollotti sono presenti tutto l'anno, coltivati in serre, ma la stagione naturale per trovarli freschi è l'inizio della primavera. Del cipollotto si consumano sia le foglie, più ricche di vitamine, che il piccolo bulbo, privato della barba, ricco di minerali ed enzimi. Le proprietà benefiche dei cipollotti sono numerose, sono diuretici, agiscono come decongestionanti ed emolienti, sono depurativi, costituiscono un utile antibatterico naturale delle vie urinarie. Hanno effetti sui livelli di glicemia nel sangue, sono adatti a chi soffre di iperglicemia e ai diabetici. Sono utili per la salute del cuore e del sistema circolatorio, stimolano il buon umore. Il cipollotto infatti contiene folati, in grado, tra le altre cose, di ridurre lo stress, migliorare la qualità del sonno e agire da naturale antidepressivo. Bene, adesso allarghiamo le braccia e andiamo a lavorare con un po' di forza sulle nostre braccia. Manteniamo il peso delle braccia su, all'altezza delle spalle, e facciamo dei piccoli cerchietti indietro, verso dietro, in questo modo. Bene, sempre tenendo le spalle lontano dalle orecchie. Sentiamo un po' di fastidio sulle braccia, di tensione normale, perché sono pesanti le braccia. Ecco, sono i nostri muscoli che lavorano, le teniamo su e adesso le sciogliamo portando un braccio avanti e un braccio dietro. Bene, questo movimento, che sembra anche troppo semplice, lo uniamo ad una flesso estensione delle ginocchia, quindi piego, dondolo sulle mie gambe andando giù e su, oscillando le braccia. Lasciamo le braccia proprio cadere, morbide lungo i fianchi. Molto bene. Adesso ripetiamo questo esercizio delle braccia, quindi porto le braccia larghe fuori, le spalle le teniamo lontano dalle orecchie, portiamo le braccia fuori e andiamo a eseguire dei piccoli cerchietti.
cerchiamo di tenere sulle braccia senza farle cadere. Piccoli cerchietti verso dietro, in questo modo. Bene. Adesso lascio e ancora rilassiamo le braccia facendole oscillare avanti e dietro, unendo la flessa estensione delle ginocchia. Andiamo giù e su, le braccia sono morbide, cadono lungo i fianchi. Movimenti ampi. Molto bene, così. Piego e distendo le ginocchia. Bene, adesso ci sediamo sulla sedia e andiamo ad allungare i nostri muscoli che abbiamo usato. Iniziamo sempre dall'alto, quindi partiamo dalla testa. Appoggiamo le mani sulle cosce. Sempre manteniamo anche in allungo la posizione, la postura corretta, quindi cerchiamo di staccare sempre la schiena dallo schienale e sentire che l'addome è attivo, io dico è sveglio, non sta dormendo. Adesso flettiamo la testa da un lato e rimaniamo in allungo. Sentiamo i muscoli del collo che si allungano. Continuiamo a respirare, continuiamo il nostro respiro, inspiro e fuori l'aria, inspiro e fuori l'aria e poi torniamo al centro. Ripetiamo questo movimento dall'altro lato. Flettiamo la testa, portiamo l'orecchio vicino alla spalla. E rimaniamo in questa posizione. Sentiamo i muscoli del collo che si allungano. Inspiro e fuori l'aria. Manteniamo sempre la respirazione. Inspiro e fuori l'aria. Bene, adesso torniamo al centro, aspettiamo un secondino che magari ci gira un po' la testa e ci portiamo verso il lato esterno della sedia, ormai questo voi lo sapete fare bene. Andiamo ad appoggiare dietro il dorso del piede e lasciamo cadere la gamba giù. Sentiamo l'allungo sulla coscia. Cerchiamo, anche se siamo in una posizione un po' instabile, cerchiamo sempre di sollevare il busto, tenere bello il busto alto e le spalle aperte. L'addome attivo. Sentiamo un leggero allungo sulla coscia, non deve essere troppo forte e lo manteniamo. Adesso cambiamo lato, uniamo le gambe. Ci spostiamo col peso del corpo da un lato, appoggiamo il dorso del piede e lasciamo cadere la gamba giù. Sentiamo un leggero allungo sulla coscia che non deve essere troppo forte. Se è troppo forte, avanzo un po' con la gamba. Se invece non sento proprio nulla, allora indietreggio con il piede. L'importante però è che stiate bene dritti con la schiena e con il busto, così l'allungo è più
è ottimale. Rimaniamo ancora qualche secondo per poi riportare la gamba avanti, magari ci aiutiamo con la mano sotto il ginocchio e poi torniamo al centro. Bene, terminiamo mantenendo la postura corretta, mani sulle cosce, andiamo lentamente verso terra a raggiungere le nostre caviglie. Flettiamo il busto e flettiamo la testa. Arrivo con le mani verso le caviglie, se riesco anche vicino ai piedi, e rilasso proprio completamente le braccia e le spalle. Fletto la testa e guardo verso i miei piedi. Cerco di rilassare le spalle, le braccia, il capo. Cerco di appoggiarmi proprio sulle ginocchia. Lentamente adesso mi sollevo. Mettiamo le mani sulle ginocchia e ci solleviamo con la schiena. Bene, andiamo in piedi, facciamo dei respiri con anche delle circonduzioni delle braccia. Prendo l'aria, inspiro, mi allungo con le dita delle mani e fuori l'aria. Inspiro, mi allungo e fuori l'aria. Adesso seguite i miei tempi, inspiro e fuori l'aria più lentamente. Questa espirazione deve durare un po' di più. Inspiro e fuori bene l'aria. Ancora l'ultimo inspiro e fuori l'aria. Bene, grazie.